Si celebra il passaggio di Michael Jordan in regione, a Trieste, 41 anni fa, quando distrusse il tabellone in vetro del Pala Chiarbola. Through the Glass è la mostra che ripercorrerà quell'evento e a scopi benefici metterà in vendita la storica maglia, griffata più bello, riprodotta per l'occasione. In Italia giocò a Trieste con la maglia della Stefanel, di cui io ero sponsor tecnico, e quindi ebbi la fortuna di essere, come si suol dire, nel posto giusto al momento giusto. Tra le altre cose, in quella partita lui ruppe l'unico tabellone della sua lunghissima carriera, e di conseguenza, sommando tutte le cose, direi che questa opportunità poi Eric Philippaz, che è il ragazzo che ha voluto creare questa mostra alla quale noi dell'Associazione Che Spettacolo abbiamo aderito a livello logistico organizzativo, ecco che certamente è una cosa molto importante per la regione tutta. Dopo le tappe a Trieste, ovviamente, e Udine, il giro della regione non è assolutamente finito, con altre roccaforti del basket del territorio che verranno toccate dalla mostra, da Cividale a Gorizia in vista del derby, passando per Pordenone, piazze che stanno rendendo il Friuli Venezia Giulia un'eccellenza della palla a spicchi. Abbiamo cominciato logicamente a Trieste perché è fulcro di tutto quello che è stato fatto lì. Sabato scorso abbiamo avuto la grande opportunità, l'ospitalità veramente sportiva di Casa Apu. Domenica prossima saremo alla partita di Pordenone di Serie B1, quindi faremo la mostra anche lì. Dopodiché la settimana successiva, cioè prima di Pasqua, durante Cividale contro la Fortitudo Bologna, quindi una partita certamente molto importante, avremo la quarta espressione di questa iniziativa. Ultima ma non meno importante, il 25 di aprile a Gorizia, durante il derby fra Gorizia e Pordenone, avremo la tappa finale, dove peraltro ci sarà anche l'estrazione del biglietto della lotteria benefica che abbiamo organizzato, in cui appunto cercheremo di fare del bene devolvendo tutto il ricavato a Un Canestro per Te di Trieste.